Allora, noi quello che diciamo, in realtà questa è una cosa che amo dire io soprattutto, che il futuro del turismo è l'enoturismo. E secondo noi, come stavo dicendo, ce l'ha insegnato anche un po' la pandemia, cioè i territori e quindi i territori limitrofi, ma i propri territori sono quelli che racchiudono il potenziale di storytelling più ampio e quindi la riscoperta di questi territori da un punto di vista enogastronomico ci consente anche di riscoprire un po' noi stessi e di riconquistare quello che è l'essenza del turismo, perché è l'industria più umana che esiste, perché l'industria è fatta dalle persone per le persone, quindi in questo senso vino e cibo in generale sono le cose più vere che connotano l'esperienza turistica. E che c'è una grande voglia di nuovo inizio o di ripartenza, decliniamolo come vogliamo. L'80% degli intervistati tra sindaci e imprenditori ritengono che entro il 31 dicembre di quest'anno si ritornerà ai livelli del 2019. Sicuramente l'anno scorso si è visto appunto questo turismo di prossimità, turismo soprattutto di gente italiana che è venuta alla scoperta del territorio italiano. Abbiamo perso un po' l'abitudine di uscire e andare fuori di casa senza conoscere quello che è veramente il patrimonio bellissimo che abbiamo in Italia.